Ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. Don't it ever get lonesome? Don't it ever get sad when you go out on the road? Oh, there was one time in Minneapolis. Don't it ever get lonesome? Don't it ever get sad when you go out on a 30-day tour? You got nothing but groupies and promoters to love you, and a pile of laundry by the hotel door. Don't it ever get lonesome? Don't it ever give a young man the blues? Don't it ever get lonesome? Don't it ever make a young man want to go back home? When the PA system eats it, and the band plays some of the most terrible shit you ever known. Buonasera, a voi la linea. Buonasera a te Natalia, ti abbraccio e ti saluto. Siete di nuovo sulle frequenze di Radio Libertà, stavate ascoltando Road Lady dall'album Chunga's Revenge, dallo Zappa del 1970, quindi iniziamo sempre con il nostro Franceschino Zappa. Io sono Lorenzo Viviani, mentre dall'altra parte dell'etere c'è lui, il mitico, l'indescrivibile, l'indomabile, l'ho già detto l'altra volta, indomabile. Cosa potresti essere? Perché è improvviso, come un pezzo jazz. Ora c'era un blusaccio, ma io improvviso sempre in radio, quindi potrei darti, vedo che aggettivo darti, ma te lo darò durante la puntata. E lui non è lui, è il mitico, irraggiungibile Antonino Danna. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Chilometro Zoom, io sono Antonino Danna. Ma l'hai detto male. Hai visto che terza qua? No, non c'eri. L'ho fatto a lungo più io. Io ho tirato le marce e ho strinato il motore, però te l'hai fatto proprio spento. Ho capito, ma io ero su un dosso, che dovevo Ero su un dosso. Ero su un dosso. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1074 di oggi, venerdì 7 di novembre dell'anno del Signore 2025. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, le videopillole, la rassegna in semivarin e molto altro ancora. Infine vi ricordo a quali coordinate noi incrociamo: 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure 029294 7222 se avete voglia di intervenire per telefono quando lo diremo noi. Caro Lorenzo, allora intanto grazie a Natalia come sempre, che anche questa settimana si è sciroppata il sottoscritto e quindi... Natalia, raccontaci un po' questa tua esperienza con Antonino Danna, raccontaci, senza filtri, come è proprio la radio, senza filtri, però non vogliamo sentire come bravo Antonino, è così comprensivo, è bravo, cerchiamo un po' di essere un po', insomma, stile inchiesta, dai. Mi hai tolto le parole di bocca. No, scherzo. Ma no, mi sto trovando benissimo. Per ora bravo. questo.
Brava, sei proprio super democristiana, brava Natalia, hai imparato subito bene il tuo lavoro. Scherzo, assolutamente. Come dire, come parar male del nostro Antonino, come parar male del nostro Antonino, come parar male del nostro Antonino. Detto questo, oggi parleremo, dato che ritorniamo un po' con i piedi, non tanto in questa puntata nella terra agricola, ma ritorniamo in laguna, quindi in una terra, diciamo, bagnata dall'acqua, magari dove riesci anche a toccare e anche a passeggiare, perché in laguna in certi posti riesci anche a toccare e non ci sono grandissime profondità, perché andiamo a parlare, e vi dico la verità, sarà la seconda puntata della trasmissione, quella meno agricola, però avevamo la disponibilità del nostro ospite solo dopo le 18, perché torniamo a parlare di un problema che naturalmente io lo dico da non giornalista e lo dico al giornalista Antonino Danna. Anto, c'è un grandissimo problema nel nostro paese che quando poi cala l'entusiasmo, cala diciamo l'appeal di un argomento, te puoi essere disperato quanto vuoi, puoi essere senza palanche quanto vuoi, potresti magari anche aver risolto il problema, quindi insomma portare buone notizie, ma comunque sia, quando cala quell'appeal, te insomma riuscire a tornare sui media così, perché ci si stanca anche noi, no? Dobbiamo dare notizie, qualcosa di sensazionale, e alla fine non fai più notizia e non fai più audience. E quindi noi, dato che siamo in controtendenza, siamo anche un po' masochisti, noi quando prendiamo a cuore una tematica ve la riportiamo sempre e periodicamente chiamiamo i nostri amici e diciamo come va? Non sappiamo, ve lo dico, lo sapremo in diretta perché anch'io un po' che non lo ascolto, e quindi ci collegheremo con l'amico Vadi Spaesanti in quel di Goro e vi parleremo della Delta del Po, delle vongole veraci, di quello che sta succedendo. Sapete che c'è stato il default completo, l'azzeramento dell'allevamento di vongole veraci in quella zona dovuto al granchio blu. Siamo di controtendenza e quindi vi porteremo un po' di notizie. Quindi speriamo notizie non così pessime, ma purtroppo, insomma, notizie buone non ho sentite troppo, quindi insomma non mi aspetto grandi notizie, però insomma è giusto sentire Vadis e fargli anche sentire un po' che c'è qualcuno che si interessa ancora della problematica del granchio blu e del problema delle vongole veraci. Antonino. Ma vedi Lorenzo, parlando di cose serie, in questo paese purtroppo si pratica questa abitudine, il cosiddetto memoricidio. Cioè succede un fatto, si fa tanta emotività sulla cosa, informazione quasi zero, dopodiché passate un paio di settimane la cosa scema e passato un mese, 2 mesi, non se lo ricorda più nessuno. Qualcuno di voi ricorda qualche femminicidio avvenuto ad aprile? Qualcuno di voi ricorda qualche fatto di cronaca nera o comunque politico avvenuto 3 mesi fa? No, perché? Perché in questo paese c'è questa informazione emotiva che vive continuamente di trovate, vive continuamente di colpi emotivi, vive continuamente dell'emozione dell'ascoltatore. E questo è sbagliato perché questo è il cosiddetto infotainment, questo è anche, e di ciò è sempre, di ciò ahimè è responsabile Paolo Mieli, con tutto il rispetto che io ho per un fior di storico come lui, e già direttore, notevole direttore del Corriere della Sera, cosiddetto mielismo, cioè nella fonte informativa mescolare l'alto e il basso. Quindi trovi l'analisi politica più raffinata, ma anche l'ultima cosa sul gossip. Ecco, queste cose non hanno aiutato il giornalismo in Italia, non lo hanno aiutato assolutamente. Anzi, hanno fatto sì che la gente prendesse questo mestiere un po' come una specie di accolita di fancazzisti che, non avendo niente di meglio da fare, si mettono lì e pestano sulla tastiera o parlano davanti a un microfono e quindi quando si accende la lucetta rossa possono sparare cazzate a nastro. Quando invece il giornalismo è un mestiere, intanto che in una democrazia è fondamentale come l'aria che respiri, secondariamente è un mestiere che non si può fare con improvvisazione, cioè tu devi intanto leggere i giornali tutti i santi giorni per capire che diavolo sta succedendo nel mondo, che cosa sta succedendo nel tuo paese, ma poi soprattutto leggere, informarti, essere curioso, perché mentre parli poi le idee figliano altre idee
e anche il fatto che qualcuno ti telefoni e ti dica io non sono d'accordo, o dica no, questa cosa non la condivido, però questo aiuta a formare un'opinione pubblica. Cioè tu devi dare degli input, la gente non è Certo, ma stupida, poi la guarda, gente posso dirti la dibatte. verità, e io lo dico sempre, ringrazio la radio, perché paradossalmente, a parte che io credo nella radio, ne abbiamo parlato tanto perché è un linguaggio non polarizzato, non c'è l'algoritmo, qua ci ascoltate, magari ascolta giustamente, hanno questo supplizio di quest'ora al venerdì, chi ci vuole ascoltare, quindi pochi affezionati magari a questa trasmissione, ma ci ascolta magari anche quello che ha girato in maniera distratta il canale e sente in questo momento la mia voce. E parliamo, portiamo noi notizie sull'agricoltura, facciamo qualche esame senza la pretesa di dire delle mostruosità, diciamo, o delle cose che devono essere legate, magari scritte nella tavole dei comandamenti. Sicuramente non saranno pelle di saggezza, però cerchiamo di darvi degli spunti, soprattutto sul consumo di prodotti del territorio, perché comunque è il nostro compito con questa trasmissione. A me la radio mi è servita con Giulio, con tutti quelli che negli anni sono susseguiti, perché mi han sempre dato degli spunti di riflessione, gli ospiti, tutti gli ospiti anche diciamo di livello, dai primi agli ultimi, che ti davano un pensiero, ti facevano riflettere, ti davano, ed è la grande cosa che purtroppo, devo dire la verità, non c'è nei social, perché nei social ti attiri chi ti ama e chi ti odia. Poi tutta la parte, diciamo, di grigia, che è delle persone che magari potenzialmente potrebbero ascoltarti, i famosi non ti portano, i processi matematici non ti portano a, e quindi è uno stadio, è una tifoseria, no? Ti mette incontro la tifoseria contraria, la tifoseria invece che ti acclama, e te sei lì in un linguaggio polarizzato che ti dà pochissimi spunti, ti arricchisce pochissimo. Invece ti dico la verità, la radio con le tue trasmissioni, io ti ascolto quando riesco volentieri, quando ti ascolto ne ascolto comunque anche gli altri presentatori, la rassegna stampa del mattino, sono sempre quelle pillole, no? E quindi, insomma, un po' di dibattito, un po' di parlare, insomma, anche sentire delle discussioni, anche persone che magari ogni tanto sento qualcosa che non mi piace, però sta anche lì, anzi, lo dico agli ascoltatori, dare agli ascoltatori, non ci arrabbiamo quando c'è qualcuno che non ci dice sì, ho capito, è una radio sicuramente orientata, ma se c'è qualcuno che ogni tanto dice delle cose che non ci piacciono, ma guarda che non fa male perché comunque è sempre uno spunto di riflessione, ragioniamo, parliamo, guardate che è proprio una cosa, insomma, che è un allenamento per il nostro cervello. Poi, naturalmente, non abbiamo le nostre idee, ci piace, perché ci piace raccontarci un po' le cose come sono, però, è bello avere un po' di dibattito, dai. Non so se sbaglio, Antonino, a dirti queste cose, però la radio, secondo me, ha questo linguaggio che non si va a polarizzare, perché comunque sia, dipende ancora da quel pomelletto, almeno spero che sia così, che c'è sulla macchina. Ora nel digitale, non so, nell'FM almeno era così, che giri, no? Giri i canali, dici magari non c'è, ora ci sono le radio memorizzate, Vabbè, diciamo ora quelle si che scrolla. si scrollano tante cose nella vita, però anche la radio si scrolla. Me l'hai lanciata, Lo so, me l'hai ma lanciata. d'altronde l'ha detto Fiorello, per cui lo possiamo dire pure noi. Ok. No, detto questo, torno serio, però sì, però è ancora legata a qualcosa che magari casualmente ti può mettere, magari ci sta sentendo uno di estrema sinistra e dice, vedi, ma sto Viviani qua, sei più compagno di quello che pensavo. In effetti sì, in effetti è così. Ve lo dico, sono un po' troppo compagno per Radio Libertà. Mamma mia, Antonino, ti ho lasciato è morto, rimasto... è morto Antonino Danna. Morto. No, Mandate un'ambulanza al pronto no, 118. Il discorso è molto semplice. La radio, tu ti rivolgi a un pubblico che non conosci, perché è come essere seduti al buio a capotavola di un tavolo che è lungo come l'Italia. E chiunque è libero sia di sedersi che di alzarsi, c'è chi è d'accordo, chi no. Forse la verità è come dicevano di Howard Stern, questo shock jock, come lo chiamano in America, questo DJ che ha un modo di condurre che soprattutto all'inizio era molto virulento, molto anche volgare. Però dice, quelli che lo amano lo ascoltano perché si chiedono che cosa dirà dopo. Quelli che lo odiano lo ascoltano perché si chiedono che cosa dirà dopo. Allora, quando tu
riesci a prendere sia quelli che ti amano che quelli che ti odiano, e nel mezzo c'è tutta una platea che può starti a sentire, allora quello è il ruolo della radio. Perché, torno a ripetere, la gente poi ha la libertà di ragionare e ha la libertà di dire sono d'accordo, non sono d'accordo, ed è il compito di una radio, che è quello che nessun social può fare, appunto perché il social, già che c'è, funziona con l'algoritmo, quindi tu vedrai le cose a te gradite, ma parlare al coro dei fedeli non dà mai soddisfazione. Figurati questi Mai. 10 minuti che abbiamo rubato e abbiamo stressato i radioascoltatori sui social sarebbero impossibili, perché devi fare i reel di 30 secondi, perché non devi esagerare nel parlare, devi lanciare i messaggi, capisci? Tipo bello, brutto, cattivo, sei per l'immigrazione o non sei per l'immigrazione, non c'è una terza misura, dire si potrebbero fare le cose bene. Sei per questo, sei per quell'altro, sei per uno, sei per l'altro, sei con la magistratura, sei contro la magistratura. Se è tutto polarizzato, non c'è il tempo di spiegarti. Questa è la cosa. 10 minuti che abbiamo praticamente stressato i nostri ascoltatori che diranno: ma sti qua sono ubriachi? Sì, può essere, però non esistono nel linguaggio social, perché quando è che trovi? No, è tutto immediato, deve essere proprio farlo poco. Io mi incazzavo quando ero in politica, diciamo, più attiva, diciamo, quando ero parlamentare, perché poi tutti quelli della comunicazione dice no, è troppo lungo il post, no, chi lo legge, no, deve essere più piccolo. Cioè, ma io ve lo voglio spiegare, perché poi, sai, quando ti occupi di cose tecniche, quando parli di pesca, non è che hai la possibilità di mandare, sì, posso dire, viva la pesca italiana, ho finito. Lasciate libera la pesca X, ma poi volevo anche dire, spiegare qualcosina, tipo, c'è questa cosa, no? Un po', perché? No, è troppo, sei troppo tecnico, no, sei troppo andate a fanculo, allora, ecco, no, in senso buono del termine, perché poi è in mano tutto ai comunicatori, e purtroppo è anche vero che la politica è in mano a tantissimo, io non voglio criticare i giornalisti o chi fa comunicazione, ma più in mano ai comunicatori, perché sono quelli che in questo modo dicono guarda, devono far arrivare il messaggio, però fanno sempre e sempre di più parere di un comune cittadino che ha la possibilità di parlare su una radio nazionale, e poi cambiamo argomento perché secondo me abbiamo esagerato anche, siamo allungati un po' troppo, però veramente questa comunicazione fa diventare tutto estremamente polarizzato, non c'è la possibilità di parlare, di spiegare, di andare al fondo della tematica. Tant'è che infatti poi si formano gli odiatori seriali, perché basta che dici una parte tifoseria, da una parte o dall'altra. Non esiste una via di mezzo, spiegare perché quel tema lì è giusto o sbagliato. È tutto banner. Vai col banner. Vabbè, ma a noi non ce ne frega niente, perché facciamo la radio parlata, tra l'altro, che è una Bravo. radio molto particolare rispetto a quella di flusso, perché per carità ci vogliono pure i cabasisi a saper dire 2 o 3 cose nel giro di 60 secondi tra un brano e l'altro, ma noi facciamo una radio nella quale dobbiamo ragionare sulle cose, le dobbiamo spiegare, le dobbiamo contare, non perché partiamo dal principio che l'ascoltatore è uno stupido, ma perché partiamo dal principio che l'ascoltatore ha bisogno di approfondire, vuole sapere di più. Il mio dovere è a tutti i costi cercare di offrire qualcosa di più per chi viene qui, cioè di Mamdani, eccetera, eccetera. Io ho sentito il dovere di raccontare questo libro, appunto, di Edward Said, Orientalismo, lo trovate tra l'altro da Feltrinelli, perché è stato tradotto poi nel 99. È il libro che è stato avidamente letto e compulsato dal padre di Mamdani, che era un professore universitario, a sua volta discepolo di questo Edward Said, che è uno scrittore, nonché un accademico palestinese che era fuggito poi negli USA a 12 anni e si era naturalizzato. Ecco, quel libro è la chiave di volta dell'antisemitismo di uno come Mamdani, che renderà la città più ebraica al mondo dopo Israele un vero inferno per gli ebrei che ci vivono. Tant'è vero che, per esempio, stamattina apro Libero e che cosa leggo sul Libero? La notizia del giorno, cioè che già i ricchi e chi può si sta trasferendo a Miami, e già c'è chi parla di costruire dei quartieri ebrei in una contea fuori da New York, a 20 chilometri da New York. Perché? Perché poi l'intolleranza e l'antisemitismo crescono. Allora, questo è un fatto, ma a maggior ragione tu devi spiegare chi è, perché se no qui
ci riduciamo al solito coro di quelli di ieri che stanno a New York, vanno alle feste e l'America non la capiscono per nulla, poi si meravigliano perché vince Trump, i quali hanno scritto, beh sì, ha vinto un giovane candidato socialista, senza nemmeno spiegare alla gente, per esempio, che in America socialismo non è Pietro Nenni o Bettino Craxi, ma è l'estremismo, cioè essere dei comunisti arrabbiati, perché i socialisti, cioè i Democrat, il Partito Democratico, come li intendiamo noi, si chiamano liberal, e lui non è un liberal, è un socialist, tant'è vero che lo sostengono le parti più estreme del Partito Democratico. E allora questo cosa vuole dire? Vuole dire che, per esempio, se Trump azzecca 2 o 3 provvedimenti adeguati, il Partito Democratico, se si radicalizzerà più sulle figure come Mamdani, significa che i repubblicani comanderanno in America almeno fino all'anno 2050. Questo tu lo devi spiegare agli ascoltatori, lo devi dire. Poi c'è quello che ti dice no, sono tutte stronzate. E vabbè, pazienza, ma magari c'è qualcuno che ci riflette sopra e dice ma non è che magari in Italia rischiamo che ci troviamo gente così poi dopo? O no? Capito molto bene, capito molto bene, capito molto Tutto qui, bene. insomma. Stavo leggendo oggi un post di Mentana vado pochissimo su Facebook e raccontava come che non me l'aspettavo da lui, come il nuovo sindaco di New York viene decantato come soluzione anche in Italia, ma se fosse in Italia praticamente, a parte che perderebbe tutte le città che fra parentesi le metropoli sono già praticamente in gran parte in mano alla sinistra, con le ricette che ha voluto e con i comizi che ha fatto negli Stati Uniti, ma soprattutto insomma sarebbe una buona ricetta per perdere e non me l'aspettavo, devo dirti la verità, quindi ogni tanto vedi che anche da diciamo fonti che non penseresti ci sono anche delle riflessioni che si possono cogliere. Detto questo, sono 17:57 minuti, io vi dico la verità, non abbiamo parlato niente di agricoltura e Antonino ha un problema, come mai? Una trasmissione che si chiama vabbè, Chilometro Zero. vabbè, non Ci siamo abbiamo un po' dilungati, perché poi mi non piace abbiamo parlato ascoltarti. di agricoltura, ma abbiamo coltivato comunque qualcosa. Abbiamo Il senso critico di chi ci che ascolta. sta qua è una supercazzola, ma mi piace. Devo dire te che l'hai trovata a puntino, è proprio giusta. Abbiamo coltivato, ma è fantastico. Non abbiamo parlato di agricoltura, ma abbiamo coltivato. Sono stati Vabbè, comunque nella seconda parte vi racconterò la ricetta di stasera, perché faccio il pesce spada col salmoriglio alla piastra. bravo, mi raccomando il pesce spada, adesso poi vi racconteremo, mangialo ancora per un pochino, ma poi ragazzi, dopo gennaio c'è il fermo, quindi a livello mediterraneo, quindi gustatevelo adesso perché poi c'è il periodo di fermo. Ora non so se quest'anno lo fanno come gli altri anni, ma vi informerò da gennaio a marzo, niente pesce spada, quindi se non è congelato, si può anche benissimo prendere pesce spada congelato oppure prenderlo e poi congelarlo, però è ben diverso se ve lo vendono per fresco e come un prodotto nostrano, perché le nostre barche in mare non ci sono, come le nostre barche non sono in mare in questo momento, ricordiamolo, tutta la parte del Tirreno da 20 miglia Tutto fino fermo. al nord della Sicilia non abbiamo imbarcazioni in mare, quindi sì, c'è il tremaglio, ci sono qualche lampara, c'è i palamiti, ma sulle specie demersali che parliamo di specie che stanno vicino al fondo, quindi pescate dalla pesca strascico, dalla triglia al nasello, soprattutto il nasello, ecco, se cercate il nasello in questo momento è praticamente bloccato completamente perché non si può pescare, lo strascico nel mare è stato fatto il divieto di pescarlo anche col palamito ed c'è il divieto di pescarlo anche in maniera sportiva, quindi neanche i pescatori sportivi, quindi se voi vi vendono un nasello fresco del Tirreno vi hanno detto una sonora stupidaggine, perché non è possibile, se è dell'Adriatico va bene, se viene dall'altra parte del mondo non va bene, non va bene, però se volete comprarlo siete liberi di farlo, siete fautori del vostro destino e è una scelta anche politica che prendete di favorire un prodotto che viene con tante ore sulle spalle e tanto anidride carbonica, perché anche o i jet o le navi o qualsiasi cosa che l'ha portato comunque sia, non è una scelta sicuramente ecologica, però insomma non può essere un prodotto del Tirreno. Naselli nel Tirreno in questo momento non se ne prendono, naselli merlucius. Detto questo, sono 17:59 minuti, vi abbiamo fatto anche questo piccolo spaccato informativo per voi radioascoltatori che siete anche consumatori come tutti noi, però vi lasciamo perché ci risentiremo e parleremo di Granchio Blu alle 18:10, 18:15 con Vadi Spaesanti, quindi collegamento direttamente
con Goro. Ma adesso vi lasciamo al nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti col suo Liberamente. A tra Buon poco. ascolto. Avete ascoltato Chilometro Zero.